Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti della mattina. Dopo settimane di preparativi, la festa di Sant'Agata entra nel vivo con il primo appuntamento in Piazza Duomo. Si inizia con il corteo delle Candelore, l'offerta della cera e l'uscita delle carrozze del Senato. Si chiude in bellezza stasera con l'attesissimo spettacolo pirotecnico. Incidente sulla Catania Gela, dove un 55enne avrebbe perso il controllo dell'auto schiantandosi contro il guardrail e finendo poi sull'asfalto. Attualmente si trova ricoverato in gravi condizioni al San Marco. Nei guai due società, una di Palermo e una di Enna, che avrebbero venduto alla Protezione Civile regionale mascherine per il Covid non conformi durante la pandemia. Scatta il sequestro di beni per oltre 10 milioni di euro. Arrestato un 44enne che ha sparato 5 colpi di pistola contro la casa della sorella a Carini, in provincia di Palermo. L'uomo cercava il cognato per regolare i conti, ma in quel momento era assente. Dopo aver aperto il fuoco si è dileguato, ma è stato incastrato in un locale di street food a Monreale. Sorpresa da Cate in provincia di Ragusa e denunciati 7 bracconieri catanesi che erano a caccia di tordi. La polizia provinciale è intervenuta sequestrando 6 fucili e oltre 800 cartucce. E con questo è tutto, prossimo appuntamento più tardi alle 19:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.